Bentrovati a Corner, non c'è stata la partita, però Corner non può mancare. Ci siamo. Assolutamente, Corner è una istituzione. Può non esserci la partita, ma tanto ci sono tante di quelle cose di cui dobbiamo parlare. Tantissima roba. Fra poco avremo anche in collegamento il nostro Alessandro Vagliasindi. Intanto devo ringraziare e salutare, già lo avete sentito perché lui è così, Angelo Patanè. Buonasera. Grazie, Angelo. Buonasera, ciao Angelo. Parlavamo di Sanremo. Un attimo, fammi finire la presentazione. Dal calcio siamo arrivati a Sant'Agata. E da Sant'Agata a Sanremo. Adesso, perché è un racconto che noi tutto sommato seguiremo. Esattamente. Allora, poi volevo salutare anche Carlo Breve. Buonasera Carlo. Vado dall'altra parte dello studio per dare il benvenuto come sempre a Naomi. Buonasera Naomi. Buonasera Angelo, buonasera agli amici e alle amiche a casa. Benvenuti in questo post partita senza partita, però qualcosa di cui parlare si trova lo stesso, il numero WhatsApp è sempre quello. Benissimo, d'accordo, grazie. Allora fra poco torniamo da te per i primi messaggi, per interagire insieme a noi. Fra un attimo vedrete anche il numero in sovraimpressione, così avrete la possibilità. 342 7712 855, questo è il numero, per ricordare a tutti voi come fare per dare le vostre opinioni, i vostri suggerimenti anche, perché certe volte arrivano dei suggerimenti utilissimi. Però prima di cominciare la trasmissione, prima di addentrarci nelle nostre discussioni leggere, perché quando si parla di calcio, anche quando ci sono le sconfitte, insomma, è sempre una discussione leggera. Questa volta non c'è stata, quindi principio dell'alternanza, grandi vittorie, grandi sconfitte, ce la siamo risparmiata. Volevo dare il nostro saluto a un grande del calcio, ci ha lasciato proprio nella giornata di oggi, poche ore fa, se n'è andato con la velocità di una Folgore, scrive l'agenzia ANSA, con la velocità con cui annichiliva gli avversari. Il calcio italiano ha perso Gigi Riva, l'eroe che ha scritto pagine memorabili del calcio italiano. Anche noi nel nostro piccolo, attenzione, come Corner non potevamo non ricordare Gigi Riva, giocatore annoverato tra i migliori di ogni tempo nell'antologia del calcio planetario e mondiale, intorno alla 70ª posizione, ma con giocatori del calibro di Maradona o altro. Stratosferici, ma lui sicuramente è uno degli attaccanti, dei bomber più di razza del calcio italiano e mondiale. Ha fatto la storia del Cagliari, vinto lo scudetto clamoroso a Cagliari, ha rifiutato, uomo di altri tempi, ha rifiutato la Juve per rimanere a Cagliari. E poi diciamo grande personalità, carisma, carattere, dentro e fuori dal campo, certi profili poi si raccontano al di là dei 90 minuti e al di là del tempo tecnico di gioco. Lui lascia un solco importante. Assolutamente sono indimenticabili. Allora, ci sono anche dei messaggi che arrivano da casa, già stanno arrivando proprio il ricordo di Gigi Riva, vedremo magari di, perché no, leggerne qualcuno durante la nostra trasmissione. Allora, per iniziare così con la nostra leggerezza, come ho già detto, c'è anche oggi la copertina, non perché non c'è stata la partita. Sembra che ci fossero i cugini, da leggerezza. Ma ci sarei arrivato dopo, perché vabbè, ormai abbiamo scoperto. Vabbè, salutiamo i cugini, buonasera anche a voi ragazzi. Ciao, come vedete è impossibile con Angelo Patanè. Grazie per aver scombinato i piani. Assolutamente. Anche noi parlavamo di Sanremo, San Cristoforo, San Leone, San Luigi. Sì, grazie ad Antonio, a Francesco e a Marco. Fra poco torneremo da voi per per una rassegna stampa particolare come sempre, e poi c'è una clip particolare che avete preparato. E oggi non ci sono le pagelle, quindi in qualche modo dovremmo rimediare al fatto che non ci siano le pagelle. Ma adesso vediamo la copertina, l'abbiamo annunciata. Giusto. Sentiamo, ascoltiamo che cosa ci ha preparato Ottavio Longo.
cucciolo sulla neve. Anche oggi ce l'abbiamo fatto. Che oggi ce l'abbiamo fatta, nonostante la neve, nonostante il freddo, che poi in effetti abbiamo patito di meno perché stanno dentro la sala stampa, c'era caldo. Mi hai guardato con questo bel cappellino? Vabbè, un omaggio anche a Marco Carli, al nostro Angelo Pandolfo, che nonostante la neve, nonostante insomma il paesaggio Palle di neve. artico, diciamo così, sono arrivati a Picerno. Ci hanno raccontato quello che hanno potuto raccontare, ci hanno fatto vedere queste splendide immagini di neve. Adesso Certo che è incredibile, no? Pensare che quel terreno di gioco... fammi salutare Pagliasindi, è finalmente arrivato, con noi. è arrivato. Ale, buonasera. Ciao, bentrovati. Allora, grazie ad Alessandro Pagliasindi, finalmente in collegamento con noi. Abbiamo una pagina ricchissima da affrontare insieme ad Alessandro per quanto riguarda il mercato del Catania. La dolce vita di Alessandro, nel senso vero del termine, è a Roma, la dolce vita, le sue notti romane. E oggi vabbè, ci e c'ha parli. il maglione con la dolce vita, Esatto, e quindi siamo a dolce posto vita. da questo punto di Però vista. la notizia del giorno è un'altra. E Ale? I bookmakers non quotano neanche il giubbotto verde di Patanea Rimini. E questa è una cosa grave, e questo è gravissimo. Guarda, prima di andare in onda ho detto a Patanè che se lui non va con il giubbotto, quello dell'altra volta, quello verde, praticamente lo faccio scendere dall'aereo e quindi non potrà andare a Rimini. Rischiamo di bruciarci un evento da 4-0, capito? Assolutamente, va bene, d'accordo. Allora, vorrei fare un brevissimo passaggio da Naomi con i messaggi, poi cominciamo invece a parlare della partita che non c'è stata, ma soprattutto parleremo della partita che sarà. Sì, perché per chi fosse preoccupato, ma di cosa parleranno durante questa trasmissione visto che non hanno giocato? Scrivono, anche se non c'è stata la partita, basta lasciar parlare Patanè per un'ora di fila per far durare la trasmissione. Giovanni da Catania. Ancora, per Gigi Riva, scrivono Gigi Riva, una leggenda del calcio italiano, ha lasciato un segno indelebile con la maglia del Cagliari, portando con onore il numero 11. La sua straordinaria fedeltà si è manifestata nel rifiutare offerte più vantaggiose, dimostrando un attaccamento unico alla squadra, un esempio di dedizione e lealtà nel mondo del calcio. Valori scomparsi, ahimè. Addio Gigi, scrive Guglielmo. Ancora, buonasera, a proposito di Sant'Agata, ma la partita col Monopoli a che ora sarà? Visto che a Piazza dei Martiri si omaggia la nostra patrona, è possibile che si giochi in notturna? Anche senza la partita del Catania vi seguiamo da Torino, saluti da Gianmarco. Quando si tiene la partita del Catania? Allora, andiamo con ordine. Ale, sì, è 20 e 45, sì, 20 e 45. 28, non so cosa c'entri con Sant'Agata. Assolutamente. No, credo che ci sia forse qualche, in Corso dei Martiri, credo che ci fosse qualche... ok. Qualcosa perché il cuore della festa è su Foggia Catania. Esattamente, e noi comunque ricordiamo che saremo in diretta con Diretta Stadio Non era durante un caso, Foggia difatti. Catania, ma non faremo mancare ovviamente le informazioni su quello che sarà il giro esterno dei festeggiamenti agatini. Saremo presenti dunque con una doppia diretta, una finestra su Sant'Agata, seguiremo la partita, quando ci saranno cose importanti su Sant'Agata torneremo chiaramente ad aprire la diretta che andrà avanti comunque su Antenna Sicilia, quindi le nostre due reti saranno praticamente, viaggeranno. Sono più confuso di prima. Stai tranquillo, tu non ti preoccupare, noi tu andiamo stai sereno. Col calcio, poi abbiamo Sant'Agata, poi torniamo a Sant'Agata e ritorniamo col calcio. Sì, noi Chi vuole vede tutto. siamo sempre presenti e seguiamo tutto. Allora, adesso Alessandro vengo da te perché nel primo pomeriggio ci siamo lasciati in qualche modo con
delle riflessioni sul mercato. Vogliamo aprire subito la pagina del mercato, Alessandro, oppure parliamo della partita? Un lavoro in grafica, magari ci possiamo confrontare sui dati certi e quelli, diciamo, probabili. Un accenno di mercato, perché ci dobbiamo fermare. Un accenno, 3 minuti, abbiamo la possibilità di parlare di mercato. Sì, allora, come giustamente osservavi tu oggi durante il prima, è un mercato che a questo punto è condizionato dagli esuberi. Ovviamente sono arrivati già 9 giocatori, serve adesso liberare altri slot per consentire altre operazioni in entrata. E qui arriviamo, diciamo, alle situazioni tra virgolette più spinose, perché parliamo di giocatori in uscita che hanno ingaggi importanti. Parliamo di Marsura, di Mazzotta, dello stesso Rizzo, di Rocca, Bocic. Sono giocatori che chiaramente viaggiano su numeri di schieramenti importanti per la Serie C, quindi chi li in questo momento tratta, chi li desidera, deve fare anche delle riflessioni e chiaramente più giorni passano, più acquisiscono una posizione di forza i potenziali acquirenti, perché sanno che arrivati agli ultimi giorni di mercato il Catania, pur di liberarsene, magari accetta delle condizioni a loro più vantaggiose, per esempio la compartecipazione maggiore all'ingaggio qualora si tratta di prestiti, come è molto probabile. Però detto questo, è chiaro che il Catania comunque ha delle necessità a questo punto, perché la partenza di Livieri obbliga il Catania a prendere un altro portiere. Abbiamo già detto oggi che insomma, l'obiettivo dichiarato è Donnarumma del Padova, ma lì ci sono in questo momento delle frizioni tra l'entourage di Donnarumma, nello specifico il procuratore, e il direttore sportivo del Padova Mirabelli, che non se le sono mandate a dire negli ultimi giorni, anche perché Donnarumma pare che avesse una promessa verbale inizio stagione di un prolungamento di contratto, e quindi il Padova si ritiene nel giusto, ma evidentemente l'offerta del Catania e la prospettiva di Catania per Donnarumma è allettante, e quindi il ragazzo legittimamente sta valutando se lasciare Padova e venire a Catania, oppure se proseguire la sua avventura in Veneto, anche perché il Padova, come sappiamo, è una squadra che veleggia nelle parti alte della classifica, una squadra attrezzata anche per fare un playoff da protagonista qualora non arrivasse la promozione diretta. Quindi oltre il portiere, io penso che poi, alla luce di queste situazioni che viaggiano su binari paralleli, cioè cessioni e possibili entrate, se si sbloccano determinate cessioni, ma mi pare difficile che avvenga in questa settimana, allora il Catania affonderebbe il colpo per obiettivi più o meno dichiarati, come può essere Tejo del Benevento, e come sta diventando con il passare delle ore artistico, l'attaccante della Virtus Francavilla, che si è segnalato insomma tra i giovani più promettenti della Serie C in questa stagione. Giocatore che piace, il Catania ha fatto già un paio di proposte alla Virtus Francavilla, sta cercando di inserire nell'operazione Bocic, magari dato in prestito alla società pugliese, per averne in cambio artistico. Non è un'operazione semplicissima, anche perché è un giocatore che chiaramente con le prestazioni di questa stagione ha aumentato e non poco il valore del suo cartellino, però indubbiamente è un'operazione che a mio avviso ha un senso, perché vai a prendere eventualmente un ragazzo di prospettiva, anziché, come è circolato nei giorni scorsi, faccio un esempio, il nome di Alfredo Donnarumma. Non me ne voglia Donnarumma, che gode della mia stima, ma sicuramente stiamo parlando di un ragazzo di 34 anni. C'è una bella differenza tra investire su artistico e riportare a casa dopo tanti anni di lontananza Alfredo Donnarumma. Però ecco, sono tutte cose che secondo me matureranno, se matureranno, negli ultimissimi giorni di mercato. Quindi certamente non nell'intervallo della partita tra Rimini e Monopoli in casa, ma secondo me proprio negli ultimi 3 giorni di mercato, cioè quelli che rappresentano il clou della sessione invernale, che inizia. Questa fase finale inizia lunedì dopo la partita col Monopoli e termina un paio di giorni Alessandro, dopo. ti devo chiedere un attimo di bontà, ci dobbiamo fermare. Sì. D'accordo. Ci dobbiamo fermare e torniamo fra un po' da te. Ci sono tanti messaggi da sentire anche in chiave mercato, sentiremo poi l'opinione anche di Carlo e di Angelo Patanè, e quindi fra pochissimo torniamo da voi.
Eccoci, siamo di nuovo in studio. Patanè, non ti distrarre, mi chiedevi la parola prima di andare in... Parlavamo proprio delle probabili convocazioni o non convocati dalla partita con Rimini, ma prima di questo c'è un ragionamento da fare con Alessandro, se vuoi. Facciamolo questo ragionamento, poi dopo ci indirizziamo verso la partita con Rimini. Allora, quella schermata che avete visto con tutte quei giocatori che sono stati acquistati dal Catania, quasi tutti a titolo definitivo, dimostra una circostanza importante, che non è vera l'idea che qualcuno si era fatto tra novembre e dicembre che questa società avesse utilizzato il braccino corto e che avesse un budget molto ridotto in quello che poteva essere l'investimento sul Catania. È vero che invece evidentemente vi fu fatto un errore iniziale di valutazione, e questo è una circostanza ammessa dalla dirigenza del Catania, ma è altrettanto vero che adesso vorrei riparlare, riconfrontarmi simpaticamente con tutte quelle persone, a volte anche addetti ai lavori, che raccontavano di un Catania misurato intorno ai 2 milioni di euro per una società che aveva realizzato una sorta di bluff in questo campionato. Circostanza che non è vera, anche perché ritorna un po' da questo tipo di schermata che vedete un ragionamento anche a livello di impegno economico. Non conosciamo ovviamente i dati contrattuali dei 9 giocatori che sono arrivati, ma ovviamente se il budget iniziale degli investimenti iniziali, compresi gli errori di valutazione, sfiorava i 6 milioni di euro o poco più, e qui ovviamente il budget sale notevolmente. Ricordiamo che sono arrivati giocatori come Sturaro, ricordiamo che sono arrivati giocatori come Costantino, come Cianci, che ovviamente hanno un costo rilevante e che tutto questo lascia presagire un programma per come Lucarelli ha sempre inteso, cioè l'idea di una squadra di calcio che per vincere il campionato deve fare investimenti che storicamente si aggirano intorno ai 9, 10, 11, 12 milioni di euro. Questo è quello che Lucarelli diceva. No, il Catania probabilmente forse rischia di sforare questo budget, questo è quello che Lucarelli diceva. Se non si rientra da alcune cessioni 4 anche, anni no? fa, quando lasciammo Lucarelli, in via informale ci raccontava le vicende sulla sfiorata promozione in Serie B, diceva, e pensare che una programmazione di una squadra che vince, bisogna guardare i bilanci e gli investimenti delle squadre che hanno vinto il campionato di Serie C, in presa diretta, si aggira sempre intorno ai 12-13 milioni di euro. Questo è, diciamo, l'investimento programmatico che sembra emergere da questi numeri, anche perché in quella casella di destra si pagano a caro prezzo gli errori, quella che avete visto dei giocatori in uscita che non sono ancora usciti, si pagano davvero gli errori riconosciuti dalla società. Cioè, in un momento del genere cedere un giocatore come Mazzotta, cedere un giocatore come Marsura, anche lo stesso Rocca. È lo stesso Rocca, ma rappresentano davvero una situazione particolarmente gravosa per il Catania, perché ha detto bene Alessandro, cioè a questo momento del campionato e più i giorni passano, più ovviamente verranno chieste le compartecipazioni negli stipendi, cioè vuoi darmi in prestito il giocatore? Bene, pagami parzialmente lo stipendio, il che significa che ovviamente pur di fare arrivare questi giocatori il Catania ha ipotizzato un ulteriore impegno economico, che è quello della compartecipazione degli stipendi di buona parte di quei giocatori. Vorrei sentire Carlo sulle vicende di mercato, poi lo sentiremo sulle questioni tecniche che ci portano alla partita. A sorpresa leggo Rocca piuttosto che Ladinetti, che era stato sempre oggetto di dibattiti sulla cessione di Ladinetti, piuttosto che Rocca, che secondo me forse tutti e due manca, ma probabilmente è inserito in quella lista virtuale. Rocca è una sorpresa, perché secondo me finora ha fatto sicuramente bene, forse gli ultimi intoppi dal punto di vista fisico probabilmente stanno facendo riflettere
Lucarelli e la proprietà di poterlo cedere in chiave mercato. È chiaro che in mezzo al campo c'è tanto affollamento, ci sono tanti centrocampisti e quindi anche si deve Sturaro, fra le altre cose. si deve sfoltire sicuramente. Sturaro ha caratteristiche diverse da un po' tutti i centrocampisti, secondo me come caratteristiche tecniche era il giocatore che serviva al Catania, un cane di centrocampo, un giocatore con grande personalità, soprattutto uno che sapeva fare bene le due fasi, poi il giocatore che ha fatto insomma le categorie che ha fatto, la nazionale, giocatore che sarà sicuramente un valore aggiunto a questa rosa. In mezzo al campo c'è tanto da sfoltire. Dimmi Alessandro. Sì, a proposito di Rocca, no? Mi volevo condividere un ragionamento. Dico, a questo punto le coppie di centrocampo possiamo immaginare siano Zammarini Welbeck, Sturaro Zanellato, oppure insomma abbinateli in modo diverso, ma nella sostanza sono questi. Dico, Rocca in questi quattro non c'è come diciamo valore complessivo. Passiamo al ruolo di tre quarti, no? Abbiamo visto Peralta giocare a tre quarti sotto le due punte. In questo momento siamo su Peralta e Chiricò. Sì. Rocca anche su questa coppia non credo che c'entri. Correggetemi se sbaglio, quindi diciamo che la valutazione su Rocca è una valutazione indotta da chi è arrivato, cioè Welbeck, Sturaro e lo stesso Peralta, e su quello che può succedere, cioè se esce Chiricò io credo che il Catania va a prendere un altro tre quarti di ruolo, magari con caratteristiche specifiche, di uomo che crea la superiorità numerica negli ultimi 20 metri, che salta l'avversario con una certa facilità. Brignola, per fare un nome, il ragazzo che gioca a Catanzaro ma ha un passato del Benevento, sarebbe un complemento perfetto per la coppia di tre quarti che stanno sotto le due Alessandro, punte. però posso farti una domanda? Di questo ragionamento. Alessandro, ma spiegami, cioè è una domanda provocatoria, ma per quale motivo devo fare a meno di Chiricò, se non perché probabilmente Chiricò in questo momento è l'unico giocatore che andrebbe via da Catania con la possibilità di cederlo e magari non perderci nulla? Cioè, io questa Perché complessivamente ha deluso Angelo, secondo me. Alessandro, ma io questa esigenza... È stato poche volte decisivo, tante belle cose, ma decisivo raramente, secondo me. Quante volte però Alessandro l'abbiamo visto giocare diciamo con dei partner d'attacco importanti e soprattutto senza il peso e la responsabilità. Però via Lucarelli contro il Brindisi lo mette in panchina e gioca Peralta. Questo credo che sia un segnale inequivocabile. Angelo, Alessandro, scusami, però ci potrebbero anche essere delle altre motivazioni, il fatto magari che lui non stia attraversando un periodo, non dico di forma non splendido, però vede raramente la porta, nell'ultimo periodo ha vista poco. Ragazzi, credo che ogni matrimonio bisogna poi di verifiche. È chiaro che quando è arrivato Chiricò quest'estate eravamo contenti perché pensavamo che fosse il giocatore in grado veramente di fare la differenza sempre o comunque con una certa continuità. Se andiamo poi a riesaminare il film del campionato finora, ripeto, Chiricò o per problemi di gestione tecnica che c'erano prima, che erano evidenti e che lo hanno sicuramente sovraesposto e quindi penalizzato, ma lui di suo, secondo me, è stato poco decisivo per quelle che erano le aspettative. Quindi quando tu hai fatto un investimento così importante su un giocatore che ti deve fare la differenza, non dico sempre, ma molto spesso... Attenzione, abbiamo perso Alessandro. Ci può stare che oggi chiaramente Chiricò e allora in determinate Alessandro, ti aspetto di vederlo e può anche andare via. Ma allora, ti sistemiamo l'inquadratura di Alessandro. Mi aspetto di vederlo in quella casella di destra, ma ovviamente in quella casella di destra tra i giocatori che probabilmente il Catania è in uscita, anche perché ha ragione Alessandro, è un ragionamento che abbiamo fatto domenica scorsa, nonostante la partita non si sia disputata e anche nell'ottica della Coppa Italia. Chiricò non è stato inserito nella distinta dei giocatori che partivano da titolari nella partita di domenica. Ma questa distinta che
ufficiale? Che è ufficiale. Secondo me è un bluff. Beh, cioè voglio dire, la mia osservazione Secondo me è un modo per depistare l'allenatore del Rimini. cioè, Questa- mi sorge il dubbio, no? Perché era una formazione particolarissima Ma poi quella qual è il messa in motivo? Era un campo. 4-2-3-1 con uomini specifici, però risaltava l'assenza di Chirico, che per la partita di mercoledì non ci sarà perché è squalificato, quindi un attimino ci ha fatto riflettere che Chirico probabilmente è sul mercato. Anche perché non avrebbe avuto senso diramare la distinta ufficiale su una partita che il Catania sapeva di non dover giocare, quindi la distinta non è stata probabilmente, magari se è stata consegnata all'arbitro, non aveva più ragion d'essere. Guarda, all'arbitro mi pare difficile. Parliamoci chiaro, scusatemi, parliamoci chiaro, Catania e Brindisi, peraltro è arrivato da 3 giorni titolare, Chirico, diciamo, in piena efficienza fisica, in panchina, entra negli ultimi 10 minuti. Ma Dico, lì se ci non può è un stare- segnale questo, che Sì, cos'è? sì, ma lì ci può stare anche per fargli capire che nelle ultime partite è stato un tantino al di sotto, un po' deludente. Lucarelli vuol fargli capire che deve alzare un attimino le sue Ma tu prestazioni. Chirico lo puoi tenere come vice Peralta se Esatto. prosegue il campionato, Alessandro, non credo. per il gioco delle coppie di cui hai parlato, la coppia Chirico-Peralta non mi dispiace, poi in realtà probabilmente Se gioca Peralta, Chirico resta come vice se Peralta, gioca non credo. Peralta e Peralta se la gioca- giocano, se- se se- la giocano. se- Secondo me la spunta sempre Chirico. Chirico a parità di organico, adesso ci sono degli attaccanti importanti, ha giocato tante partite da solo lì davanti, non aveva con chi andare a dialogare, da solo non le può vincere Chirico le partite, sicuramente, forse lui si è intestardito, le voleva vincere da solo e sicuramente tante prestazioni sono state al di sotto, ma messo nelle condizioni con attaccanti come Di Carmine, come Cianci oggi in queste situazioni, secondo me è un giocatore che può fare ancora la differenza. Carlo, sai cosa? Secondo me, più che il colpo risolutivo, a Chirico gli si può rimproverare la leadership, la mancanza di leadership. Alessandro, è tutta acqua Catania passata. è stato in difficoltà e insomma ci si aspetta dai presunti leader il colpo d'ala, la capacità emotiva di rimettere la partita in carreggiata e trascinare gli altri compagni di squadra. Alessandro, E è in chiaro questo che- non credo che Chirico abbia brillato. Alessandro, è chiaro che Chirico non ha forse il carisma del leader. Proprio per questo motivo il Catania ha supplito nel mercato di riparazione, di leader ne sono arrivati anche parecchi. No, Adesso in casa Catania adesso. ce n'è in abbondanza, Allora- perché su tutti ovviamente c'è Sturaro, perché è un giocatore che ha una storia Esatto. impressionante e adesso decide di venire a Catania. Allora, Angelo, difatti, se Chirico non Bisogna chiedi- vedere poi se le Chirico non condizioni chiedi di più, Sturaro, questo attenzione, dobbiamo bisogna vedere capirlo. in campo. 10 Però- giorni, Angelo. Come? 10 giorni e lo vediamo Allora, abile e arruolabile. se a Allora chiedere- noi ci auguriamo di vederlo già con la partita con il Foggia. probabilmente. Ma io mi auguro di vederlo già bene per la partita di ritorno con Rimini. Quello certo, ma in ottica Coppa Italia e in È ottica la altre partita, discorsi. diciamo, clou di questa fase della stagione, no? Rodato con qualche partita Per chiudere questo prima di ping-pong, Rimini. per Sì. chiudere questo ping pong con Credo Alessandro. che il mercato, voglio dire, infiamma, no? No, Infiamma anche i infiamma nostri perché- telespettatori che nel frattempo mandano dei messaggi che girano anche. Qualcuno dice: ma Sturaro è infortunato, abbiamo risposto, 10 giorni di tempo, dovrebbe essere disponibile. Per essere Qualcuno ovviamente- dice che sarebbe un gravissimo peccato cedere Chirico, perché il giocatore, uno dei giocatori tecnicamente maggiormente Angelo, dotato il ragionamento di questa che abbiamo rosa. fatto con Alessandro è una sorta di partita a ping pong dove ovviamente le notizie di mercato, che non sono ovviamente ufficiali, in ordine ad un interessamento a cedere Chirico da parte del Catania, non si sposano probabilmente con quelle che sono le attuali esigenze del Catania e soprattutto di Lucarelli. Vero tutto, ma abbiamo detto che il passato è una terra straniera, cioè il passato pre-Lucarelli e fino al momento del calciomercato è un Catania che adesso non c'è più. E Lucarelli ha chiesto 2 giocatori per ogni ruolo, 2 giocatori forti, 2 giocatori che possono contendersi la maglia titolare. 2 giocatori per ogni ruolo, se li devi prendere tutti sono 22. Perfetto, ma privarsi in questo momento, dico in questo momento,
pur con tutte le delusioni del caso che avrà dato Chirico, che ricordiamo le prime giornate di campionato si è sobbarcato il peso della squadra, ricordiamo che giocava con Di Carmine, poi l'infortunio di Di Carmine e ovviamente tutto quello che è capitato ha fatto portare in declino un giocatore un po' anarchico che è il Chirico. Per oggi c'è un allenatore diverso che è Cristiano Lucarelli, c'è un impianto di squadra completamente diverso e se è vero il ragionamento per cui servono due titolari, nessuno dei due nell'interfaccia con Chirico può pretendere in partenza la maglia titolare, quindi Chirico rimane e se la gioca col suo alter ego. Insomma, che è arrivato. Il mercato non si chiude oggi, non si chiude domani. Angelo, scusami, sì. Che lui non voglia restare. E allora, che siano cambiate le vie del gol nel frattempo, nel senso che Lucarelli ha in testa cose diverse rispetto alla precedente gestione per arrivare al gol in maniera diversa e magari più collettiva, nel senso di avere più frecce al proprio arco anziché dipendere, come è stata nella prima parte della stagione, dai gol di Di Carmine o di Chirico. Ma allora io ti dico la mia, Alessandro. Forse Chirico, la gestione di Chirico, se viene ceduto, è una gestione che il Catania dovrà fare a malincuore, ma probabilmente è l'unica gestione che in questo momento rispetto a quell'elenco può portare frutti e capitale al Catania e non dire ci ho rimesso. Questo è l'unico motivo. Poi il dato comportamentale, c'è Lucarelli, se abbiamo detto che un sergente, Lucarelli vale per tutti, non vale per tutti eccetto Chirico, se può gestire giocatori del calibro di atleti che hanno vinto 4 scudetti, sfido a non poter confrontarsi con Chirico. Se sono cambiate le vie del gol. Però Angelo, scusami, se poi in cambio arrivano Brignola 24 anni e Artistico 20 anni e fai 2 operazioni in chiave prospettica molto importanti. Questo sicuramente. Perché togli un 32enne per prendere 2 ragazzi di assoluta prospettiva che ti possono fruttare le plusvalenze. Che sono tra l'altro quello che erano il credo della Catania pre-inizio di questo campionato. Alessandro, squadra giovane, squadra di italiani. Io ti chiedo e ti invito a restare con noi, ti avevo fatto una promessa, ma diciamo che in questo momento la posso mantenere, la promessa che ti avevo fatto, per tanti motivi, perché ancora abbiamo da sviscerare anche la partita. C'è un piatto di cacio e pepe sotto, non te lo fa vedere, per questo gli cade il telefonino. E allora fra un po' lo lasciamo a questo piatto, però vorrei andare a sentire i cugini che non abbiamo sentito. Fra le altre cose oggi c'è una rassegna stampa particolare, perché non si è giocata la partita, ma ci sono tante altre notizie, ci sono 3 testate importanti che dobbiamo andare prima di parlare di cose simpatiche, posso dire che secondo me un piccolo pensiero a 300 persone che sono partite da Catania. Come no, certo, fondamentale questo pensiero. Hanno fatto un bel viaggio sapendo che probabilmente la partita non si giocava, e poi le immagini che insieme a Marco Carli, insieme ad Angelo Pandolfo abbiamo avuto modo di rivedere dimostrano come questa carovana poteva tranquillamente essere probabilmente fermata prima, perché lì non hanno provato neppure a spalare la neve. Di partite rinviate per neve ne ho viste parecchie, ma il tentativo di poter far giocare la partita era evidente. Qui invece c'è stata proprio una rassegnazione in partenza, significava la partita non si può giocare, non abbiamo mezzi e strumenti per spalare il campo, e a quel punto allora, sull'ottica delle previsioni Angelo si è provato a spalare quel campo, Angelo, ma la nevicata era impressionante. Angelo, quello non è un campo spalato, io ricordo si sono fermati. Non è un campo spalato nelle ultime ore, quello è un campo dove nelle ultime 2 ore hanno smesso, hanno rinunciato, hanno rinunciato perché hanno capito che non ce la potevano fare. Perché io ricordo Cesena con le macchine però totalmente... Angelo, dobbiamo mettere in conto una cosa: quello è un campo sintetico dove non si può entrare con mezzi meccanici, non si può lavorare, si doveva fare praticamente a mano questo, quindi con la pala, spalare con la pala, e non era una cosa semplice. Però rimane un bel viaggio. Sicuramente un bel viaggio e un bel racconto. Adesso però i cugini che cosa ci fanno vedere, che cosa ci raccontano, ragazzi? Anche se non ci sono state partite, i giornali escono lo stesso. I giornali escono uguali, si scrive sempre. Si scrive sempre e inutilmente, tra l'altro. Ma quello anche quando ci sono le partite. Noi andiamo, andiamo subito a vedere il cantiere dello sport, la famosissima testata che titola Neve davanti e ghiaccio da Reri. Esatto.
Il rinvio per Neve della gara di Picerno potrebbe aver giovato in vista della fondamentale partita di Rimini. Speriamo che giovi. Lucarelli analizza il rinvio con i lucani. Sapevo della possibile nevicata, avevamo preparato una partita coi fiocchi. Vero. L'allenatore del Picerno, Emilio Longo. Giocare contro il Catania? Meno male che il match è stato rinviato. Quando ho visto i nuovi acquisti mi si è gelato il sangue. Anche a lui. E per rimanere sempre in tema, abbiamo il tema di mercato. Tema di mercato. Il mercato non è ancora finito. Dopo il clamoroso arrivo di Sturaro, il Catania punta altri giocatori provenienti dai maggiori campionati europei. Nemmirino Boateng del Bayern Monaco che dichiara: un sogno vestire la stessa maglia che fu di Mané. Di Mannè, grandissimo. Scusi, di Mané. È come dargli torto. Durante la visita della società etnea, i tifosi, alla fine di convincere l'afro tedesco a restare in squadra, hanno già rubato e smontato la sua auto. Bene, così rimane. Dai. Giusto per dare un segnale di accoglienza. Sempre per stare in tema mercato, clamoroso dietro fondi De Luca, l'attaccante etneo ceduto in prestito in questa sessione di mercato, pare sia tornato indietro con la macchina perché non è riuscito a trovare dove schifio si trova la città della Pergolettese. Vallo a trovare, in effetti. Un nuovo nome a centrocampo. In mediana, oltre a Tello, si segue anche la pista Antonio Vacca. Aspettando il rientro di Rizzo, si andrebbe così a formare una coppia di centrocampo affidabile soprattutto durante il periodo estivo, il duo Vacca-Rizzo. Bello. Speriamo che si possa comporre questa coppia estiva. Anche perché a Catania si sente. Un duo da contrario. Rinvio evitabile? Secondo gli esperti la manutenzione del campo Donato Curcio è stata gestita con incuria e incompetenza. Palazzo degli Elefanti ha subito proposto un gemellaggio col comune di Picerno. Benissimo, andiamo avanti e cerchiamo di trovare qualche altra testata. Tifosi ingomiabili, il sindaco di Picerno è rimasto a dir poco esterrefatto dalla massiccia presenza di tifosi tenei. Qui a Picerno non avevamo mai visto contemporaneamente in strada 300 persone, manco per Capodanno. Vogliamo per il librino che titola Yanga è Cira, Yango è Osale e Yango è anche il campo di Picerno. Dopo un'intensa sdilloviata di neve, punto. partita rinviata, sape quando e tutti i casi. Rinvio che può giovare ai giocatori etnei sia per avere più riposo sulle gambe sia per evitare possibili astruppi in un campo agghiacciato. Testa, cuore e speriamo un'altra parte del corpo a Rimini. Ci vuole anche quella. Andiamo subito alle interviste che ci sono state post gara. Esatto, che dicono niente interviste post gara, Ravisarda rivela non rispondono a nessuna domanda, silenzio stampa, quale? C'è capace che sulla paucca ma ghiacciano magari i polmoni. Ecco perché il senso stampa di Rapisarda. Castellini Mix Zone, oggi ho imparato una grande lezione, ho capito finalmente cosa significa acciunzare. Castellini sta cominciando a imparare un po' di Sicilia. Ma soprattutto Chiricò. Chiricò deluso, quando ho sentito parlare di terreno gelato mi aspettavo di trovare un gelataio a bordo campo. C'era stato male. La mossa pregara di Lucarelli, il mister già a conoscenza delle possibili condizioni meteo aveva fatto allenare in settimana tutta la squadra presso il rifugio Sapienza. In edicola anche questa settimana questo librino, in uscita un inserto, tutte le tibie fratturate da Salvatore Monaco, in regalo anche 3 gomitate del giornalaio. Vediamo con la chiosa del direttore Pittera come può tagliunnare un malu friddo del genere. Passiamo alla testata nuova, che è una testata anglo San Leone più o meno. Anglo San Leone. Nesima bassa. E allora, The Course Independence. The Course Independence, che titola? Catania, quant many pitchers? The Catania is a cutting players at Inkiti to revolution the team and spot senza vinnere the other players. Giusto, per gli anglofoni, vabbè, si capisce. Abbiamo un'intervista del presidente che dice: o vedi che troviamo i soldi per comprare i giocatori, ora Catania è squadra più forte. Giusto. Ciao, ne vedremo un massimeno. Esatto, giusto. Integral scoop from the San Leone Reporter. Per limitare le spese Grella ha assunto una nuova figura, l'ispettore budget. Perfetto. Grazie ragazzi. Abbiamo una domanda per Patanè. Giusto perché non parla mai. Attenzione però. Allora, Luca Testa del Magino Catania Group. Domanda, salutiamo tutti quelli del Magino Catania Group. Domanda a Patanè, che dovrebbe essere un esperto in materia. Com'è possibile che Sturaro sia l'unica persona a tornare dalla Turchia senza capelli? Questo è una cosa che mi sono chiesto anch'io. Sono stato all'Istanbul 15 giorni fa di rientro e sono tutti quanti. Sono tutti capelloni? Ci ho provato anche io, ma eravamo in 2 senza capelli. D'accordo, grazie. Allora facciamo così. Naomi, qualche messaggio ce lo puoi favorire?
come vostra comanda, se mi date il permesso, certo. Vediamo qualche Vabbè. messaggio e dopo ci fermiamo. Aspetta, parto con questo perché scrivono: gentilissima dottoressa Noemi, sono il sensitivo che aveva predetto la vittoria del Catania a Picerno. Purtroppo non sono riuscito a predire la nevicata, ma sulla vittoria non è cambiato nulla. Buona serata. Allora, mister Sensitivo, lei non lo sente che io mi chiamo Naomi, non Noemi? No, questo non lo sente, vabbè. Buonasera. Ride lui. Artistico Donnarumma, io prenderei Donnarumma, grandissimo attaccante, salvo da Catania. Buonasera a tutta la redazione. Questo Catania ha tutte le carte in regola per rientrare prepotentemente nei playoff e di alzare la Coppa Italia. Gaetano da Enna. Perché non pensare a Brignoli? Scrivono. Che ne pensate della Juve Stabia che ha speso meno di 3 milioni? Grazie, prego. Io Rocca non me lo lascerei scappare perché è uno dei pochi che fino ad ora si è salvato. Rombo di Tuono ha portato lo scudetto più a sud d'Italia, grandissimo. Non l'ho capito questo. Ricorda ovviamente Gigi grande Riva. Gigi Riva. Giustissima osservazione su Rocca invece di Ladinetti. Bravo mister Breve. Ancora, dimenticate che Chirico è stato il bomber insieme a Di Carmi ed ha fatto il gol più bello della C. Sarebbe grave errore di sparsene. Giuseppe da Gravina. Chirico non dura più di un anno in una squadra, fateci caso, puntini puntini, Fulvio Riolo. Cedere Chirico non mi sembra una grande idea. A chi si cede eventualmente ad una nostra competitor che Chirico rimanga a Catania? Terminiamo con buonasera a tutti, ma perché parlate di Chirico dove Lucarelli ha detto che se la gioca con Peralta? Grazie. Bene, grazie. Ci fermiamo, una breve sosta, torniamo fra pochissimo. Impossibile trattenere Patanè anche durante la sosta per la pubblicità. Adesso il mercato magari ci torniamo più avanti. Volevo liberare Alessandro, allora per questo cominciamo a parlare della partita di Rimini. Alessandro, dai. Sì. Allora io ho preparato una probabile formazione che lancia, diciamo, anche un tema nuovo in considerazione del fatto che è una partita su 180 minuti e quindi il Catania chiaramente deve gestire, tra virgolette, il vantaggio di giocare il ritorno al Massimino e di uscire da Rimini con un risultato. Possiamo vedere in grafica, diciamo, quella che più che altro a mio avviso è un'idea più che un dato tangibile che esce dal campo allenamento, cioè la possibilità di rinunziare in partenza al doppio attaccante e giocare con 2 trequartisti, soprattutto uno dei quali ha confidenza in zona gol come Cicerelli, e quindi mantenere l'intelaiatura della squadra, abbiamo visto col Brindisi, ma con questa variante, e poi magari puntare su Costantino o sullo stesso Cianci a partite in corso, viste le contingenze della partita. Alessandro, la provocazione è di poco conto. Qui bisogna capire qual è l'ottica di Lucarelli anche sulla scorta dei 90 minuti che va a giocare contro un Rimini che ha una formazione di buona levatura, 11ª posizione in classifica in questo campionato, squadra che gioca un calcio discreto ma della latitudine del girone A e quindi probabilmente con attitudine più tecnica e meno grintosa. Abbiamo visto l'ultima partita con la Juventus Next Generation, non è stata una partita poi così entusiasmante, ma anche lì bisogna capire quanta pretattica e quanta preparazione. Mancava Morra, mancava Ubaldi, mancavano dei titolari. Anche loro chiaramente quanta pretattica ci sia. Mercoledì. Perché in realtà dobbiamo dire, Alessandro, che tutte e due le squadre stanno puntando molto in questo slot che è la Coppa Italia. Il Catania perché deve... Parliamoci chiaro, il ragionamento che facciamo a Catania lo fanno anche a Rimini. Assolutamente. Se Rimini va in finale col Padova, chiaramente ha lo stesso beneficio che noi immaginiamo per il Catania. E allora diventa francamente uno snodo, la partita probabilmente più importante di questo inverno del 2024. In termini assoluti, partita di andata e ritorno, Rimini-Catania, Catania-Rimini, possono rappresentare per tutte e due le squadre il valore aggiunto che diventerebbe il volano della terza posizione in classifica. Per questo motivo probabilmente io, tornando alla formazione, me la giocherei con la migliore formazione che ho a disposizione, anche perché non è un'andata e ritorno. Ma farà sicuramente così. Che si giocherà nell'arco di una settimana, l'andata si gioca
mercoledì, il ritorno bisognerà aspettare quasi un mese per poi andarsi a giocare la partita di ritorno. Poco più di un mese, Poco forse più il di un mese. 26 poi di febbraio, Esatto. se non dico male. Sì, passerà un mese e proprio per questo motivo, nell'ottica di un 4-3-3 che è il sistema di gioco finora quasi sempre adottato da Rimini, dare un tempo di contenimento potrebbe essere una soluzione, ma reputo che invece il Catania voglia mostrare i muscoli del Con primo la minuto. Torres ha giocato a 3 in Rimini, Ah? Con la Torres ha giocato con la difesa a 3. Con la Torres sì, C'era Vaniglia e Rimini che ha ovviamente... l'ho vista pure io, Alessandro. Con la Torres ti confermo che Lepri, che è il giocatore che gioca davanti alla difesa, che è un centrale difensivo adattato come play, contro la Torres ha fatto proprio il centrale di difesa ed erano a 5 dietro. Però nella partita contro la Juve Next è tornato come play, ma è un giocatore che non partecipa mai alla manovra e il tecnico Troise lo adatta, proprio lo usa come schermo davanti alla difesa e si va a inserire sempre tra i due difensori centrali, mentre sono i due centrocampisti che fanno gioco, sia Langella che La Rocca, credo che si chiama, Leoncini o l'altro Del Carro, che potrebbe giocare lui insieme a Langella. Sono due motorini di centrocampo. La loro forza è lì davanti, che hanno tre attaccanti. Hanno tre attaccanti forti. La Mesta, che è un giocatore che ha un po' le caratteristiche di Chiricò, un funambulo a destra a piede invertito col mancino, giocatore che è bravissimo nell'1 contro 1. Ubaldi, che è un giocatore strutturato fisicamente e fa la guerra, e Morra, che è un gollifero, è un attaccante che parte leggermente da sinistra, ma è un centravanti gollifero, uno che vede la porta, uno che ha i tempi di inserimento. Parlavamo di un trequartista o di un centrocampista, è arrivato Sala. Adesso è arrivato Sala, che potrebbe ricoprire il ruolo un po' di Lepri, perché potrebbe lui dettare i tempi. Non so se partirà dall'inizio, ho i miei dubbi, vedremo un attimino. Da quello che ho potuto vedere, il Rimini è molto molto pericoloso sulle palle inattive, soprattutto sui calci d'angolo da destra. Sì, hanno fatto gol così contro la Torres, hanno ribaltato la partita. I primi 20 minuti ci ha capito poco il Rimini, i primi 20 minuti veramente in grandissima difficoltà, hanno preso gol, hanno subito gol, poi hanno reagito con carattere, con cattiveria, soprattutto con Ubaldi, che ha suonato un po' la carica, e sono riusciti a pareggiare e ribaltare la partita con i calci piazzati. Allora, io vorrei fare vedere anche un paio di grafiche che abbiamo preparato proprio su Rimini, sull'andamento che ha avuto il Rimini. Posso dire una cosa riguardando? Volevo fare una domanda a però dobbiamo cercare di accedere, perché dobbiamo lasciare a Alessandro. Ok, e quindi allora ne approfitto che c'è Alessandro. Ma se guardiamo la squadra, anche che abbiamo ipotizzato, Alessandro, ovviamente con tutte le potenzialità per Lucarelli di poterla amministrare o dall'inizio o in partita in corso, una squadra con Zammarini zanellato da davanti, a centrocampo, con Peralta, Cicerelli di Carmine, è una squadra che tecnicamente sulla carta è certamente superiore. Alessandro ha messo in campo una squadra molto specifica, che per il modulo attuato sarebbe un 3-4-2-1, sicuramente gli uomini sono adatti a giocare con questo modulo. Vedremo cosa studierà Lucarelli, se vorrà partire con la difesa a 3 o se magari contro un 4-3-3 potrebbe fare un 4-2-3-1 andando subito a schermare il loro play. Non so che tipo di idea avrà Lucarelli, oppure vorrà giocare con i due attaccanti, perché Costantino ha fatto bene. Però hai letto bene tu, con Cicirelli non mi dispiacerebbe messo lì vicino a Peralta, potrebbe essere una scheggia impazzita, potrebbe mandare in tilt la difesa del Rimini è abbastanza... Rimini, sì, abbastanza lenta, quindi non darebbero riferimenti. In questo senso vedo la possibilità che Di Carmine da solo è il suo habitat naturale, con accanto Cicerelli, che è un giocatore, è una scheggia, un giocatore veloce, rapido, che sa saltare benissimo l'uomo, con Peralta, che invece è un giocatore che gioca per la squadra, che ha l'assist facile. Mi piace questo connubio di questi tre giocatori lì davanti. Sul piatto della bilancia, Carlo, più forte il Rimini, più forte il Catania,
o forse più forte il Catania e più squadra il Rimini? Hai detto, l'ultima che hai detto è senz'altro il Catania nettamente più forte dal punto di vista dell'organico, il Rimini in questo momento è chiaro che è più squadra del Catania. Allora vi chiedo scusa, abbiamo al telefono Guido Angelozzi che avremmo voluto avere in video, però non riusciamo questa sera a collegarci con Guido. Guido, grazie, buonasera, ti rubiamo pochi minuti, so che sei impegnatissimo, è un momento difficile questo per tutti i dirigenti, i direttori sportivi, c'è il mercato che incombe. Noi in questo momento stiamo parlando della partita di Coppa Italia con il Rimini del Catania di mercoledì. Hai visto qualcosa tu del Rimini recentemente? Intanto buonasera, scusate che non sono neanche in video. Il Rimini lo conosco, conosco. Quest'estate ci ho dato 2 ragazzi della primavera nostra, del Frosinone. Conosco i dirigenti, che è un dirigente che lavorava con me. È una società giovane, è nata da quest'anno. Erano partiti con l'idea di fare un campionato con i giovani, però all'inizio hanno avuto dei problemi, hanno cambiato allenatori, hanno cambiato parecchi giocatori, per cui adesso sinceramente la squadra la conosco di meno, perché pure i miei ragazzi li ho riportati a Frosinone. È una squadra che l'ultimo periodo ha fatto dei risultati, per cui insomma è una buona squadra per quello che ha fatto l'ultimo periodo. Senti, del Catania cosa ci dici di questa rivoluzione d'inverno? Perché chiaramente il mese di gennaio ha portato già 9 giocatori, potrebbero anche essere di più da qui alla chiusura della sessione di calciomercato di riparazione. Ma cosa devo dire? C'è la volontà magari della società di cambiare, poi di fare la squadra dall'inizio, farla quasi tutta non sarà facile, perché insomma non è che le squadre si formano in 15 giorni, per formare una squadra ci vogliono dei mesi, se sono bravi, se il mister è bravo, c'è un lavoro faticoso, perché mettere assieme 9 giocatori nuovi è come se fossero, diciamo, una squadra tutta nuova, per cui può essere che magari riesce a metterla subito nella giusta gareggiata, però secondo me non è facile. Ho visto il tuo Frosinone fare una bellissima partita contro il Cagliari, una bella vittoria, una bella soddisfazione, 3 punti pesantissimi in chiave salvezza. Sì, era uno scontro diretto, all'andata avevamo perso a Cagliari 4-3, vincendo 3-0, a 20 minuti alla fine abbiamo preso 4 gol, invece ieri è stata all'inverso, perdevamo 1-0, poi abbiamo vinto 3-1, in rimonta nel secondo tempo abbiamo fatto una buona gara, insomma abbiamo messo uno scontro diretto in vantaggio, per cui ma ancora sarà dura perché mancano 17 partite. Il campionato di Serie A è molto difficile, per cui piano piano cerchiamo insomma di arrivare a questa benedetta salvezza. Sarebbe l'ennesimo miracolo ovviamente compiuto da Angelozzi con il Frosinone e non solo con il Frosinone. Guido, grazie, guarda, avremmo preferito averti in video magari per rivederci. Esatto, ci sarà modo, perché mercoledì sera seguirò la partita del Catania, perché a me il Catania, insomma, lo sapete, è la mia città dove ci vivo, dove ho giocato, dove ho fatto il dirigente, per cui sono felice e speriamo che ritorni dove si merita questa squadra, questa città. Guido, solo Angelo Patanema viene a Rimini? Viene a vederla a Rimini? Ciao Guido, viene a vederla a Rimini la partita? Non posso venire perché guarda, è una settimana impegnativa, perché stiamo chiudendo delle operazioni di mercato, per cui non ci riesco. Mi ero sentito con Peppe Di Stefano che lui viene, dice andiamo a vedere la partita, ho detto se posso va bene, non posso e non mi dispiace. Guido, che cosa ci dici di Caso? A chi va a Caso? Ma a Caso ha parecchie richieste e deve decidere lui dove vuole andare.
È un giocatore molto richiesto a livello di Serie B, forse è il giocatore più richiesto. Allora facciamo una cosa, visto che tu guardi la partita, se ce la facciamo giovedì sera ci rivediamo in video e così commentiamo la partita di Coppa Italia. Con piacere, con piacere. La danno su Sky, giusto? Credo di sì. O la diamo anche noi. No. Ma non la Noi diamo ci per siamo e intero. lo raccontiamo la partita. La raccontiamo anche noi. Guido, Se mi dite dove la posso vedere... ti facciamo sapere senz'altro, ti facciamo vedere tutto quello che vuoi. Con piacere, con piacere, con piacere. Grazie allora Guido, ci rivediamo e ci risentiamo presto. Buona serata e buon lavoro. Grazie a voi, altrettanto. Grazie Guido Angelozzi, ci dobbiamo fermare ancora, volevo salutare Alessandro Vagliasindi perché chiaramente dobbiamo, l'abbiamo lasciato lì praticamente. Da cacio e pepe si è trasformata una bella matriciana e poi carciofi alla giudea. Un ghiacciolo, Angelo. Un ghiacciolo. Questo è il menù di oggi. Va bene, giusto, Alessandro, grazie. Vabbè, la battuta finale è che il giubbotto di Marco Carli a Picerno era nettamente superiore al giubbotto di Angio Patanè in Catania Brindisi. Una sfida Questo questa, lasciatemelo dire. una sfida, grazie. Grazie Alessandro, grazie, una buona serata. Ci dobbiamo fermare e poi abbiamo ancora da vedere qualcosa sul Rimini, altri messaggi, andiamo dai cugini perché hanno preparato una clip particolare e abbiamo ancora tante cose da discutere in 10 minuti circa. A dopo. E allora torniamo di nuovo a parlare di Catania Rimini. Abbiamo un paio di grafiche da vedere e poi vedremo anche i messaggi. Le grafiche riguardano al rendimento del Rimini in campionato ma anche in Coppa Italia, così magari inquadriamo questa squadra con le ultime uscite, le ultime prestazioni. Intanto vediamo il rendimento più recente del Rimini in campionato, ha pareggiato l'ultima con la Juventus Next Generation, poi Rimini Torres è finita 3-1, Arezzo Rimini 1-0, quindi sconfitta, ha perso anche in casa con il Gubbio. Queste sono le ultime partite che abbiamo preso in considerazione. Situazione allenante tra quella di un mese fa con la sconfitta casalinga, la vittoria invece contro la Torres che è stata una vittoria muscolare, di mentalità in un periodo così a corrente alternata. Ovviamente la trasferta contro la vediamo Juventus come va in Coppa Italia in Rimini, sì, cioè, così chiaro. abbiamo una... Ma vedi Angelo, la Coppa Italia finora, che lo è stata anche... Guardiamo cosa è successo in Coppa Italia, no? Allora, Esatto. Ha vinto col Gubbio, ha vinto sul Perugia, ha battuto il Cesena e poi ha vinto i calci di rigore con il Vicenza. Quindi diciamo che sono in qualche modo parallele le storie di Catania e Rimini, tra campionato non si sarebbero incontrate le due squadre se non avessero avuto questo cammino. Abbiamo però sempre detto una cosa, e chiedevo a Carlo Breve proprio... abbiamo anche una grafica che riguarda il Catania, se non dico male, rispetto sempre chiaramente alla prossima sfida. Adesso la vediamo. Abbiamo detto sempre che il girone il rendimento in Coppa del Catania, eccolo e difatti qui Catania ha vinto col Messina, che poi ha battuto il Picerno, che ha pareggiato col Crotone, ha vinto dopo i calci di rigore. Vinto dopo i calci di rigore e ha vinto bene. Col Pescara. Quindi insomma diciamo che anche qui, anche in Coppa Italia un rendimento, sono quasi sovrapponibili quasi. Se le guardiamo in maniera speculare, questi due rendimenti in Coppa Italia ci raccontano però la stessa faccia di una medaglia che potrebbe avere valori diversi. Vale anche per la Coppa Italia il fatto che il girone A è sicuramente un girone meno sensibile a quelli che possono essere i dettati dell'agonismo in campo, della tenacia rispetto quello sicuramente, Angelo, quello sicuramente. C'è da dire che il Rimini è una squadra che ha un'identità ben precisa, il Catania ha rivoluzionato l'intera rosa, quindi è un altro Catania quello che si presenta e vedremo che Catania sarà in semifinale. campo per l'appunto contro il Rimini. Ragazzi, prima degli ultimi messaggi vorrei andare dai cugini perché c'è una clip che ci mostrano e io vorrei che ce la presentassero loro perché si tratta di una clip che ci racconta di una serie di gol mancati dal Catania. Vediamo di sentirli. Ci siamo ragazzi? Siete? Ci siamo. Questa è una speciale clip, una speciale classifica che volendo già più che mancati
Ammuccati. C'è una clip che può partire, così cominciamo a spiegarla nel divenire. Allora, vediamo questa clip. Allora, questa è la classifica italiana che si ammuccava, cioè i gol sbagliati dal Catania alla stagione 2023-24. L'anno scorso vinse De Luca. A mani basse. A mani basse. A quota 1 gol ammuccati sono Mazzotta, Silvestri, Zammarini e Curato. Al settimo posto invece con 2 gol. Chiarella, Bocic e Castellini. Esatto. Adesso al terzo posto c'è un quartetto comandato da Michele Rocca. Rocca, che guardiamo. Ecco, questo qui questo qua è quel colpo di testa davanti alla porta dove si ammazza una quaglia. Esatto, a soli 2 centimetri. Sempre al terzo posto c'è Peppe De Luca con questa stupenda azione, con un cross a campanile e lui senza sliscia, portiere. Agile come un maratoneta keniano. Esatto. Insieme a loro c'è anche il grandissimo Davide Marsura, che questa classifica è d'obbligo. Lo fa. Niente. Tra l'altro questa è una delle sue migliori azioni in campionato. Esatto, ed è rimasto così a terra. Insieme a Marsura non poteva mancare ovviamente Mino Chirico a quota 3. Qua esperto dei mangiatori. Esatto. Arriva. Niente, sempre addosso al portiere. Per fortuna la sbloccò poi Sarao. Di Carmine invece al secondo posto. Perché Cumangia fa Murdighi. Esatto. Qui la tira addosso al portiere, ma ci può stare anche perché abbiamo vinto. Qui pure becca il portiere. Ne aveva fatte già 2 qua, Tiro centrale. Questo diciamo è un gol più che altro, da lui si aspetta il gol, invece qua niente, la tira a fili di quasi un rigore in movimento. Quasi un rigore in movimento. E infine, sempre di giorno, addosso al portiere. Questo centrale, questo è il vero. La sua tipicazione. Il primo non poteva che essere ovviamente Dubiskas. Come mai? Strano. Esatto, con 5 gol fatti e manco uno, 5 gol ammuccati e manco uno fatto. Che per il giocatore abbiamo perso. Esatto. E questo è più pericoloso il difensore che Dubiskas. Nella ribattuta. Questa è una perla perché col Taranto al 90esimo può chiudere lui da 0 niente. Però è andato vicino. Però ci è andato vicino, con la traversa. Che per lui già è tanto. Esatto. Qui guardate, qua fa una bellissima azione in progressione. Addirittura lo lasciano solo. Come mai lo lasciano solo? Vai, grande. Perché tanto. Non so se avete notato che è sempre più lento uomo che corre. Sì, esatto, si diminuisce. In degressione. Lui va in degressione. Sì, esatto. Ultimo, questa partita con anche Giuliano. Qui si blocca da solo, senza motivo. Quindi solo al portiere niente. Non ce la fa purtroppo. Non è andato. Quindi finiamo con la partita col Messina. Questo è l'emblema perché il palla in mezzo. Lui davanti niente. Un giocatore c'era preso nel braccio, ma preso. Quindi lui poi si lamenta, dice una volta ogni tanto ha insettato la porta. Esatto, una volta. Ecco, chi vincerà il Piperissa d'Oro, questo speciale premio che va. Un giocatore grandioso per questa. Che andrà a chi si sarà ammuccato più gol in questo campionato. Quindi al momento c'è Dubiskas, ma purtroppo è stato venduto, quindi sarà sovravanzato da qualcun altro. Abbiamo una mail, per il mister Breve, Liborio da San Gregorio, originario della Costa d'Avorio ma residente in via Purgatorio, che chiede a mister Breve, lei che ha le mani in pasta dappertutto, sì, e conosce la dirigenza, può dire alla società che dopo Olivieri e Dubiskas non accettiamo più imbrosature dal Pisa? Ecco, se glielo può comunicare. Basta ragazzi, fermatevi, vi prego. Vi prego, fermatevi. No, volevamo sapere che ne pensava Breve, perché questo è lui che è esperto, diciamo un po' ovunque, no? Mi sono simpatici i colori però del Pisa, quindi. Perché ti fa per il Latina, ho capito. Esatto. D'accordo, grazie. Un paio di messaggi dove andiamo a chiudere, dobbiamo ricordare un po'. Dicono le cose che tutti pensano e nessuno riesce a dire con la loro bravura. Il sorriso poi alla fine fa dire tutto. È vero, bravi. Allora, è finita la partita dell'Inter, così andiamo, ha vinto 1-0 sul Napoli, quindi la Supercoppa va all'Inter. Naomi. Scrivono. Ora che avevo iniziato ad associare finalmente nomi e volti, c'è tutta squaccia nuova. Che mi dice a me? 5 mesi ci avevo messo e mi hanno cambiato la squadra di nuovo. Un macello. Ma il Catania è rientrato o è andato in Emilia? Melo da Gravina. No, è rientrato. È rientrato. Chiaro. Ancora. Buonasera, messaggio importante per Patanè. Il giubbotto verde per Rimini, uno anche per Naomi, Gagliano Alessandro. Volevo chiedere, ma Chirico, non vorrei che non la sa la cosa del giubbotto verde, scrive Vincent, poi informiamolo. Ma è grave questa mancanza. Non può giocare, Chirico, quella partita la salterà perché salta il turno di squalifica e quindi non sarà la partita. Magari rimane con me, chissà. Ecco. Gli fai provare il giubbotto verde, che magari gli serve. A Rimini metterei le 2 punte di Carmine e Costantino. Chirico rallenta il gioco in avanti da inserire a fine partita per gestire il vantaggio. Scrivono Pippo e Daniel da Trecastagni. Buonasera a tutto lo studio. Chirico deve giocare dietro le punte e saranno fuochi d'artificio, sempre forza Catania. Poi
Chissà cosa starà pensando il povero Chirico sentendo questi discorsi e leggendo certi messaggi, scrive Antonio Z. È vero, gli dite che mangia troppo gelato, troppe scacciate, ma non è giusto, gli fate body shaming a questo ragazzo. Mi spiega Angelo Patanè perché si definisce forte un giocatore come Cianci? Saluti da Fernando Gioieni. Perché si definisce forte? Intanto saluto Fernando perché è un grande stimatore di calcio e poi una persona attentissima e a volte anche critica, perché rimane ovviamente un giocatore che può dare al Catania un'impronta diversa. Si è parlato di dare a questa squadra un'impronta anche nell'ottica del carattere oltre che delle caratteristiche tecniche, perché di caratteristiche tecniche importanti ne avevamo avute anche prima. Giocatori come Mazzotta, come Marsura potevano rappresentare uno slot importante sul profilo della pura tecnica. Quello che mancava a questa squadra e a questi giocatori era quell'impianto caratteriale che serve per vincere le partite e per programmare i campionati. Per me Cianci rimane un giocatore che ha solide basi sotto un profilo tecnico, giocatore con esperienza sul campo, giocatore che nonostante sia giovane è ancora un giocatore di grande esperienza per la Lega Pro, giocatore fisico, forte fisicamente, ma anche bravo tecnicamente. Esatto. Carlo, che ha giocato in piazze importanti. Cianci è un ottimo acquisto per il Catania. Se sei d'accordo, è anche nell'ottica di quella che era, diciamo, l'idea di una società, di un gruppo che voleva puntare su giocatori comunque relativamente giovani, che avessero esperienza e che potessero rappresentare nel futuro immediato del Catania anche un valore aggiunto. Rimane la mia idea, ovviamente va visto sul campo e va visto nell'ottica invece, questo è Carlo che proprio volevo chiederti, arrivano 9 giocatori, in 20 secondi 9 giocatori nuovi nella tua squadra, non puoi fare miracoli, cosa fai? Non è semplice, ma l'ha detto Lucarelli, dobbiamo essere bravi e fare un miracolo di riuscire ad avere un'identità nel giro di 10 giorni. E in 5 giorni cosa dici prima di Rimini? Prima di Rimini io credo che lui si affidi ai giocatori che ha allenato di più in questo periodo, magari ci può essere l'eccezione Cicerelli, che secondo me è un giocatore che può sbancare il banco. Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Corner, però devo ricordare alcune cose importanti. Dobbiamo ricordare che mercoledì torniamo con Diretta Stadio, una Diretta Stadio... Mi ero preoccupata, perché te ne sei partito come se dovessi dare un annuncio triste. Torniamo mercoledì, assolutamente. C'è Diretta Stadio, cominciamo alle 20, perché la partita comincia alle 20:30. Patanè, ci racconterai questa partita da Rimini e poi torniamo anche giovedì perché... e ci sarà anche Carlo comunque mercoledì sera con noi in studio, poi invece giovedì torniamo con Corner per parlare certamente della partita di Coppa Italia, indubbiamente. Vedo Naomi, dice vabbè, mi sto trasferendo qui. È una delle rare eccezioni in cui abbiamo fatto Corner dopo le partite di Coppa Italia, ma siamo in semifinale di Coppa Italia, questo bisogna sta a significare quanta importanza questa partita ha al di là di quello che può essere il predicato della società. Allenatore, squadra e dirigenza ci credo tanto. Giovedì c'è di nuovo Diretta Stadio, attenzione perché c'è Corner e poi domenica torniamo con Diretta Stadio e manca a dirlo lunedì. Siamo fuori, Corner. Lunedì c'è Corner, basta, ci fermiamo qui. Capito. Grazie, questo è il programma. Buonanotte a tutti, abbiamo fatto un po' tardi stasera, non abbiamo letto tutti i messaggi. Purtroppo non ci siamo arrivati. Grazie comunque lo stesso per essere stati con noi. Ci ritroviamo mercoledì sera.